Era una bella giornata di sole. Sì, quel giorno avrei visto il mio Giovanni. A quei tempi non era concesso a noi donne di parlare con gli uomini. Così gli feci recapitare un pizzino, un bigliettino, dove gli scrissi che l'avrei aspettato all'angolo tra via Nino Bizio e piazza Umberto I. Lì c'è un vicolo cieco. Avremmo potuto tagliarci, guardarci, senza che nessuno ci vedesse. Verso mezzogiorno rincasavo, dopo aver fatto la spesa al mercato. Mi sentii afferrare per le braccia, le borse della spesa cadere. Mi sentii trascinare, cominciai a gridare come una pazza. Nessuno mi sentiva. Chiamai tutti, parenti, amici, vicini di casa, ma più forte gridavo. Più velocemente si chiudevano una dopo l'altra, porte e finestre. Riuscii a liberarmi e a correre verso la porta di casa, urlando il nome di mio padre. Tutti lo pensarono. Pensarono che fosse una fuitina forzata. Un altro uomo mi raggiunse, mi tirò i capelli e mi tappò la bocca con una mano, e io lo morsi con tutta la rabbia. Sentii il suo sangue scivolare nella mia bocca. Cominciò a picchiarmi, un pugno dopo l'altro. Lo scricchiolio delle ossa del naso, i brandelli di carne nella mia bocca. E quando mi svegliai, tra l'odore nauseabondo del rapitore, il suo sudore e la sua saliva, col gusto amaro in bocca, legata a una sedia, come si legano le bestie, con i polsi stretti alle caviglie, e dall'unica finestra aperta un soffio di vento mi accarezzava i capelli, come la mano di una madre che ti accarezza per consolarti. E un unico pensiero: Giovanni, Giovannuzzo mio, onde sei? Quando faccio
coi figli